il 19 dovrei lasciare la casa e non ho trovato assolutamente, nonostante abbia trovato anche attraverso il libero mercato che offre dei prezzi mostruosi, altissimi, nessuna soluzione abitativa. Andreina, 68 anni, di cui 40 trascorsi come impiegata in prefettura a Venezia, ufficio ragioneria. Sebbene proprietaria di un appartamento in centro a Mestre, per avversità e traversie familiari e legali, si è ritrovata a suo malgrado senza più la sua amatissima casa. Per vicissitudini di una causa legale non seguita per come sarebbe dovuta essere, mi si ritrovo senza casa. E adesso? Adesso per le difficoltà che ci sono abitative qui a Mestre è un problema trovare casa. Io ho un figlio con disabilità grave, non autosufficiente, che si trova presso una struttura, però lui ciclicamente veniva a casa da me e in questo periodo che sto liberando la casa dai mobili, mio figlio non può venire a casa con me ovviamente. Eppure di case Ater, Mestre ne è bulimica, più di un centinaio nella sola area di Via Piave e tra le vie Cavalieri di Vittorio Veneto e Fiume Montesanto, così Michele Boato, consigliere di ambiente e bene comune, nel corso del sopralluogo attorno alle case sfitte, chiuse e murate. Ci sono anche queste altissime grate. Vengono chiuse, vengono murate, vengono cementate con il principio della sicurezza, dicendo non possiamo restaurare, non abbiamo i soldi e le chiudiamo, punto e basta. Il problema è che invece i soldi ci sono, 85 milioni di avanzo di bilancio quest'anno e basta 1 milione per sistemare 25 case. Cominciamo insomma. In costante aumento i casi di emergenza abitativa, tra gli ultimi in ordine di tempo in terraferma anche quello della mamma bengalese, che seppur in regola con il pagamento degli affitti nella sua casa di Via Fapanni a Mestre, si è ritrovata giovedì scorso, 7 novembre, sfrattata con i suoi 3 bimbi piccoli dall'ufficiale giudiziario. Stessa sorte cui andrà incontro anche la sfortunata Andreina il prossimo 19 novembre. Sfortunata perché proprio lei tendeva una mano agli altri in quanto prima assessore comunale e poi consigliere di municipalità al sociale con Cacciari sindaco ed ora si ritrova a suo malgrado dall'altra parte della barricata. È stata fatta la richiesta in questi giorni per avere una soluzione abitativa del comune, tenendo in considerazione che per dati certi ci sono case e dell'Ater e del comune, migliaia di case che sono sfitte.